Diciamo si parte, no? Si parte con la campagna abbonamenti 2017 e 2018. Cosa aspettarsi da questa campagna abbonamenti? Allora io direi una buona risposta da parte della tifoseria. Perché dovrebbe esserci una buona risposta da parte della tifoseria? Uno potrebbe domandarsi. Ecco, allora dico che io penso che se noi vogliamo far diventare questa una società importante, diciamo c'è bisogno del contributo di tutti, in maniera particolare del contributo dei tifosi. Non solo in termini economici, ma chiaramente è fondamentale, importante, visti gli sforzi che questa società sta cercando di portare avanti in questa prima fase, lo abbiamo anche dimostrato coi fatti. Ma quanto il numero di partecipazione, perché più siamo, più possiamo incidere anche nelle scelte dell'amministrazione comunale. Più siamo, più diventiamo importanti per la città. E più siamo, più diamo una mano ai nostri ragazzi in campo. In che senso, quando dico incidere sulle scelte dell'amministrazione comunale? È chiaro che se Padova incomincia a essere una piazza non considerata dai soliti 3-4 mila tifosi e abbonati, in cui magari una certa parte della città giudica un numero irrisorio per determinati investimenti o una determinata attenzione da parte dell'amministrazione, è chiaro, se incominciamo a dimostrare che Padova non siamo 3-4 mila, ma Padova inteso come calcio Padova siamo un numero che può essere veramente importante, e a questo punto anche i pesi possono cambiare, di conseguenza anche il nostro potere contrattuale per andare a discutere e cercare di ottenere finalmente qualcosa che possa essere più consono a quello che si usa definire un campo di calcio. E poi il discorso anche in ambito nazionale, cioè vogliamo contare di più in federazione, vogliamo contare di più in Lega, vogliamo contare di più nell'opinione pubblica nazionale e nella stampa, e chiaramente più siamo e più contiamo. Ecco, per cui allora mi sento di lanciare questo appello ai tifosi, siateci vicini, abbonatevi in maniera numerosa, facciamo vedere che Padova è una città che conta, che la società Calcio Padova è una società importante e che a breve dove ritornare grazie a voi dove li compete, nella categoria di competenza. Ecco, questo è il cappello che ho pensato di fare. Poi diciamo che io non scendo poi nei dettagli, scenderà di più Riccardo. Abbiamo fatto una campagna abbonamenti per cercare anche, non solamente a parole come sto chiedendo io ai tifosi, siate vicini, venite a darci una mano, ma abbiamo cercato anche con fatti concreti di cercare di essere vicini ai nostri tifosi. Quindi siamo partiti l'anno scorso, purtroppo c'è stata anche un po' di confusione non dovuta solamente a noi con la storia delle 17-19 partite. Siamo partiti con un abbonamento di 17 perché sembrava che i gironi fossero 3 da 18, poi sono andati a 3 da 20, quindi ci siamo ritrovati a vendere 17 partite a un certo prezzo per poi far pagare le seconde 2, e lì chiaramente c'è stato il crollo anche dell'affluenza. Quindi quest'anno siamo consapevoli, perché questo è l'indirizzo da parte della Lega, di 3 gironi da 20, e quindi mettiamo in vendita 19 partite, 19 eventi. Abbiamo cercato di studiare una formula di prezzi interessanti che venga proprio a vantaggio dei tifosi e che possa far sì che, se per caso durante l'arco dell'anno causa un po' anche questo che non dipende da noi, eventuale possibilità di qualche partita in orari strani o in giornate strane, anche se eventualmente si perde qualche abbonato o dovesse perdere un paio di partite 3, rientrerebbe ampiamente nella convenienza di farsi l'abbonamento piuttosto che andare a prendere il biglietto singolo. Poi cercheremo di fare
anche un abbonamento, chiamiamolo, abbiamo pensato di riservare una parte della tribuna ovest, quella sud, diciamo di rimpetto alla Fattori, e creare, diciamo, un settore family, quindi una zona di tribuna riservata alle famiglie intese, in cui i ragazzi del nostro settore giovanile con i loro genitori, i ragazzi della nostra Academy con i loro genitori, le nostre consociate, gemellate, più eventualmente degli abbonati che si vogliono abbonare, lui e il suo bambino. Ecco, diciamo, in questa tribuna si avrà accesso solamente, diciamo, accompagnando dei bimbi. Ecco, chiaramente è un prezzo molto, molto interessante, dopo di questo entrerò nel merito di capo. E non per ultimo il fatto che lanceremo a breve, diciamo, dopo passata la campagna, stiamo parlando di campagne, in questo momento le ferie, dopo Ferragosto lanceremo una campagna abbonamenti, diciamo, per le aziende, una specie di corporate abbonamento per le aziende del territorio che vogliono essere vicino al calciopalo, quindi un abbonamento a un prezzo particolare, con pacchetti da 5, 10, 15 abbonamenti in proporzione di valore. Spero che possa avere un buon successo per far sì che, diciamo, l'imprenditore che insieme di cose non può essere vicino dal punto di vista della pubblicità, perché può essere più o meno interessato, però magari può dare un suo contributo alla società comprando 5, 10, 15 abbonamenti e poi distribuirli magari all'interno della sua azienda ai miglior dipendenti o al miglior dirigente della settimana, tanto per dire, ecco. Cercheremo di coinvolgere su questo le associazioni di categoria. Adesso Candeloro abbiamo l'occasione di parlare con i responsabili, con i referenti, e sarebbe piacevole dopo le ferie fare una presentazione in Camera di Commercio, con una benedizione da parte dell'ASCOM, da parte della Camera di Commercio e Confindustria e un po' tutte le associazioni di categoria. Ecco, a questo punto io ho parlato abbastanza, ho detto un po' quello che ho parlato con il cuore, quindi chiudo dicendo, tifosi, cerchiamo di buttare il cuore oltre la barriera e dire euganeo o non euganeo, questo è il bianco-rosso, questo è lo scudo, e noi dobbiamo credere nello scudo e dobbiamo dare una mano a questa società, perché sotto un certo punto di vista, non nella proprietà della società, ma quanto nella società. Guardiamo il colore, guardiamo la squadra. Dobbiamo portare tutti assieme questa squadra in Serie B. Con il vostro aiuto ce la possiamo fare. Bene, adesso Riccardo lascio la parola a te, che diciamo entri un po' più sui dettagli. Allora, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto, entrando nei dettagli, l'attenzione va portata sia sullo sforzo che sta facendo la proprietà a livello tecnico, ma anche, come accennava appunto il Presidente, a livello di scontistica che è stata fatta sugli abbonamenti. Abbonamenti che in alcuni frangenti toccano addirittura il 32,89% come sconto, quindi parliamo di soldi veri, insomma, che i nostri tifosi possono risparmiare. Questa scontistica è stata pensata sia per permettere ai nostri tifosi più affezionati di abbonarsi con ancora più convinzione, sia perché possano in qualche modo trascinare altre persone allo stadio. L'obiettivo nostro è quello che se lo stadio è proprio così brutto, riempiamolo in modo che così lo abbelliamo, come è successo per il Varese, come è successo per il Novara, come è successo per il Padova Sydney. Quindi ecco, il prezzo basso dovrebbe favorire soprattutto questa aggregazione di tifosi, diventare tutti un'unica squadra che spinge poi la squadra che corre in campo. Questi abbonamenti ribassati permettono anche di far sì che in alcuni frangenti sempre abbiamo una scontistica che ci permette, con il prezzo di 4-5 biglietti, con 4-5 biglietti, 6 al massimo, di andare ad acquistare l'intero pacchetto abbonamento.
Quindi, come diceva il Presidente, non parliamo solo di 2 o 3 partite che un tifoso può permettersi di saltare una volta acquistato l'abbonamento, ma la forbice è molto più ampia. Dopodiché parliamo del settore famiglie, che è stato studiato sulla scia di quella che lo scorso anno... Prego. Potremmo andare allora magari nei dettagli, no? Diciamo, nei dettagli in cui quando abbiamo parlato fattori, di 15 per 6,90 nell'esempio che dicevi. Sì, voi li avete, no? Giusto? Sì, avete già tutto, per cui diciamo... La Fattori, che in prevendita viene acquistata a 10 euro quest'anno, sarà 9 euro più uno di commissione. L'abbonamento intero di Tribuna Fattori quest'anno costerà 65 euro, di conseguenza con 6 partite e mezzo si è andati a acquistare l'intero campionato. 6 partite, voglio dire, adesso non so quali saranno le squadre del girone, però se andate a vedere, facciamo anche un'altra considerazione. Cioè, noi dobbiamo guardare il costo gara, no? L'anno scorso un abbonamento in Fattori costava 85 euro, se diviso per 17 gare equivaleva a un costo gara di 5 euro. Quest'anno lo portiamo a 65 euro ma con 19 gare, per cui il costo gara va a 3,42 euro, per cui da 5 a 3,42 c'è uno sconto, cioè no, da 5 a 3,42 c'è uno sconto del 31,58%. È tanta roba quei tempi che corrono. Se andiamo poi su, parliamo dell'intero, se andiamo sull'intero della Est, costava 120 diviso 17, 7,06 il costo a gara, 95 diviso 19, 5 euro costo a gara, 29,17 di sconto. Quindi vuol dire un biglietto di Tribuna Fattori intero in abbonamento costa 3,42 euro, poco più di un caffè, ce ne stiamo seccando un po', no? Quindi è così più o meno a salire. Ecco, comunque giustamente avete tutti la vostra scaletta e su questo vai pure avanti. Ecco, allora andando avanti, poi appunto c'è la tabella per consultare tutte le varie differenze che ci sono. Importante è anche l'area family, la tribuna family, che è stata studiata, come dicevo, sulla scia di quello che era il progetto dello scorso anno, Papà portami allo stadio. Quindi vogliamo coinvolgere le famiglie, non solo a livello di settore giovanile, scuola calcio, academy e via dicendo, dove i genitori avranno ovviamente il bambino gratuitamente, il genitore avrà un vantaggio pagando solamente 30 euro per quel settore, il primo genitore, mentre per tutti gli altri abbonati che volessero usufruire di questo settore, che verrà appunto dedicato esclusivamente alle famiglie, quindi abbonamento contestuale ragazzino e adulto, potranno sottoscriverlo tranquillamente con il ragazzino sempre gratuitamente e l'adulto a 60 euro. Crediamo molto in questo progetto, perché abbiamo visto anche lo scorso anno che insomma i ragazzini ci mettono entusiasmo e poi comunque sono i tifosi del domani, quindi è bello portarli allo stadio e dare anche quindi proseguiremo poi con iniziative di marketing con le scuole, con lo stadio. Abbiamo fatto, sì, abbiamo un settore dedicato. La campagna abbonamenti verrà divisa in 3 step. I 3 step sono quelli della prelazione, che comincerà da domani, il 19 luglio, e andrà avanti fino al 5 di agosto. In prelazione ciascun vecchio abbonato della scorsa stagione ovviamente potrà confermare il proprio posto e recandosi, lo dico già da subito perché poi mi verrà chiesto, recandosi direttamente qui presso la nostra sede con documento d'identità e con la tessera del tifoso e il tagliandino promemoria. Il secondo step sarà quello per l'orario, sarà dalle 15:30 alle 20, dal lunedì al venerdì, mentre il sabato sarà dalle 10 del mattino alle 13. Abbiamo privilegiato un po' la fascia pomeridiana, che era quella più battuta, e soprattutto abbiamo ampliato ulteriormente l'orario di sottoscrizione, che l'anno scorso si fermava alle 19:30, l'abbiamo portato fino alle 20, in modo da permettere anche a chi lavora di poter venire qui comodamente allo stadio, insomma. La seconda fase
partirà l'8 di agosto e si protrarrà fino al mercoledì, poi insomma ragioneremo con la società se sarà il caso di andare anche oltre, fino al mercoledì antecedente la prima gara casalinga. Qui non abbiamo ancora ufficialità né altro, quindi attendiamo di vedere il calendario. In questa seconda fase si aprirà a tutti quelli che saranno i nuovi abbonati e a tutti i vecchi abbonati che vorranno cambiare settore, fila e posto. Gli orari anche per questa seconda fase saranno gli stessi, quindi sempre dal lunedì al venerdì 15:30 a 20 e il sabato dalle 10 alle 13. Inoltre ci sarà una terza fase che verrà presentata, come detto, dopo le vacanze, quindi ipoteticamente dopo il Ferragosto, e sarà appunto quella dedicata agli abbonamenti corporate per le aziende, dove le aziende potranno appunto sottoscrivere un pacchetto di abbonamenti da destinare poi a chi vogliono, di partita in partita o anche per l'intero campionato. Quando si potrà andare a comprare gli abbonamenti nello store? L'abbonamento potrà essere sottoscritto presso lo store, qui ci stiamo un attimo attrezzando, siamo in fase di ultimazione, presumibilmente a partire dalla metà di agosto, poi sarà comunicato con precisione, ci sarà la possibilità per tutti i tifosi già possessori di supporter card di recarsi presso il nuovo store del Calcio Padova e andare appunto a sottoscrivere l'abbonamento. Ma io direi che magari vediamo di cercare prima della metà di agosto, se possibile. Speriamo, Intorno al 10. Esatto. Grosso modo. Sì, Forse 8/10, quando sì. aprirà questo store? Non ho memoria di dare una quando, data. non l'avete detto. Quando Siamo tra fine settimana prossima, dovremmo riuscire a... Allora, giovedì mi ha detto giovedì, massimo venerdì, perché poi non abbiamo più tempo per portare un po' di arredi. Quindi questa settimana, giovedì, portiamo degli arredi e poi... In teoria per la fine della settimana, Fine di settimana prossima dovremmo riuscire ad aprirlo. E precisamente si trova dove? Stavo per io no, sono adesso bene, però non sono ho sbagliato la tua fotografia. Via Roma. Lui ha detto, Non credo No, di aver ha fatto sbagliato. Uno che era vicino ma non proprio. ha detto tutto, dai, ha fatto tutto giusto tranne il numero civico, sì, che era no, 117 via Roma. Quando tu arrivi, Roma quando tu 117. arrivi voltando il palazzo, voltando le spalle a Mediolano, il palazzo nuovo di Mediolano, no? Che ci sono le catenelle lì che incomincia, ecco. Appena il primo negozio sulla destra, è piccolo, c'era dentro un'agenzia di viaggi. E di fronte c'è questo bar, c'è anche un bar di fronte, no? 20 settembre. settembre. Sì, beh, Via detto l'altro, 20 quello so settembre bene. ci caschi dentro praticamente. Quindi un posto comodo anche eventualmente su cui si può arrivare, vabbè che c'è zona traffico limitato, quindi chi viene dentro con la macchina prende la multa, però eventualmente è un posticino anche abbastanza comodo, chi arriva in motorino può lasciare il motorino là, ma è un posto di passeggiata dove che la gente... Dopo le 8 si può entrare. Dopo le 8 di sera? Vabbè, Dopo le 8 di sera, cioè, notte vestiti durante... No, magari... Farà orario, penso di Fare un orario No, continuato. so poi gli orari. Dipende, magari, dipende diciamo se c'è piano tanta piano. vendita di abbigliamento, di merchandising, perché No, no? purtroppo siamo in Italia, i negozi chiudono alle 19:30. Lo store senza porte. Ascolta, invece no, quando è che avete detto? Quindi intorno al... Fine settimana prossima, fine quindi settimana prossima. 27-28 sì. E dobbiamo rodarci sul discorso del giro del personale, capire un po' quelle cose lì, però Ovviamente il posizionamento è stato scelto molto prossimo a Via Roma, che è la via più importante, c'è anche un buon flusso sul Prato della Valle, anche di flusso turistico religioso, quindi in quell'area lì speriamo di poter intercettare anche appunto del turismo. siamo a Sant'Antonio con la maglietta del Pando, no? Pando, che magari tutta la gente che passa potrebbe essere un'idea. Chiederemo al rettore se possiamo fare. Ma il rettore ti fa l'Umezzane, andate Fa male. l'Umezzane, esatto. Dovete andare dall'altro, l'Umezzane. da padre Voltan, lui è tifoso. Lui sì, rettore. lui è lo proprio so. tifoso del Pando. Lo so, ha battezzato mio figlio, Sì, per sì. niente. Abbiamo Posso- scelto. Una domanda, visto che hai insistito molto all'inizio su questo aspetto dei discorsi con l'amministrazione, una domanda un po' cattiva ma che mi viene quasi spontanea.
ha detto che per avere un po' più di voce in capitolo sarebbe opportuno avere dei numeri un po' superiori. Sì. Questo perché è un'obiezione che lo stesso sindaco le ha sollevato, No, vi siete no. visti, o è una considerazione sua? No, parto sempre dal presupposto che in qualsiasi situazione economica, commerciale, il potere contrattuale viene fatto dai numeri. Ecco, per cui Non è diciamo... che No, l'ha sollevata sì. no, assolutamente. Sto dicendo io che se a un certo punto incominciamo a vedere lo stadio Leogani un po' con i numeri, vedi Venezia, No, no, vedi Parma, ci hai una fotografia della tifoseria, del pubblico, chiaramente multipli 2-3 volte superiore a quella di prima, e quindi anche come immagine possiamo ottenere. Dopo. Chiaro che non è una matematica, se facciamo 10.000 spettatori ci fanno lo stadio nuovo, se ne facciamo 3.000 non ci fanno nulla. No, però capisco benissimo il senso. No, assolutamente, nessun messaggio da parte dell'amministrazione di siete pochi, per cui cosa volete? È No? più un messaggio ai tifosi, se volete uno stadio diverso cercate di guadagnare anche voi col vostro comportamento. Questo è un po' quello che si vuole passare, perché c'è poco, purtroppo sì, i tifosi non si sentono, però quando li senti cantare leoni si sentono sì, quando cominciano ad essere 3, 4, 5, 6.000, cioè, quindi io purtroppo la realtà per lo stadio è questo: se noi dobbiamo aspettare per andare per vedere tanto pubblico di vedere uno stadio nuovo, non andremo mai su. Ecco, noi abbiamo bisogno invece di dimostrare che il tifoso padovano di essere vicino alla società. La società, appunto, è inutile che ci ripetiamo, sta cercando di fare bene, e l'obiettivo è quello di non nasconderci, per cui tutti assieme uniti vediamo di farcela, anche per poi contare di più, che non è secondario a livello nazionale, a livello di federazione, a livello di tutto, no? Diciamo, far vedere che non siamo una nobile decaduta. No? Padova è una città che magari è inciampata un po' negli ultimi anni, però si sta rialzando in maniera energica e con tanta forza.